Allora, le launeddas sono costruite interamente di canna. Allora, ci sono due tipi di canna nelle launeddas. La canna femmina, che sarebbe quella della struttura del sudumbu, e quella delle ance su gavizzino. Invece, la canna per costruire mancosa e mancosedda si chiama canna a mascu, perché rimane più fine e più pastosa dentro. Questi due tipi di canna si trovano in luoghi diversi. La canna femmina si trova quasi ovunque in Sardegna, invece la canna a mascu ha dei luoghi particolari, come soprattutto Medio Campidano e Tregenta. Lo strumento è diviso fondamentalmente in tre parti: tumbu, che funge da bordone; mancosa, che ha 4 fori diteggiabili più sarrefino, che funge quando tutti i fori diteggiabili sono chiusi; e sammancosedda, che come sammancosa ha 4 fori diteggiabili più sarrefino, che funge quando tutti gli altri 4 fori diteggiabili sono chiusi. Ognuna di queste parti dello strumento ha un'ancia che si chiama gavizzino. Quindi c'è un gavizzino con sudumbu, un gavizzino con sammancosa e un gavizzino con sammancosedda. Su gavizzino ha un linguazzo, quindi sarebbe una linguetta che batte su se stessa, quindi è un'ancia battente. Lo strumento si accorda con della cera vergine d'appi. Col peso della cera sull'ancia si dà la tonalità allo strumento, quindi più si aggiunge cera, più il suono diventa grave. Quindi bisogna far andare d'accordo tutte le tre ance, quindi a livello di respirazione, di durezza dell'ancia, perché ogni ancia ha bisogno di una pressione diversa, quindi bisogna trovare tre ance che più o meno si assomigliano a livello di pressione e che tengano soprattutto l'accordatura, perché la canna è molto esposta a livello meteorologico, insomma, soffre molto l'umidità, il calore e un po' tutto, quindi bisogna averne cura. Un altro materiale che si usa per costruire le launeddas è lo spago, che si usa soprattutto per non far spaccare la canna. Ad esempio, questa si chiama sanzetta, che è una parte del sudumbu. Praticamente il sudumbu viene spezzato, tra virgolette, per questione di comodità, per avere lo strumento più piccolo, insomma si può mettere con più facilità in una valigia o su stracasciu. Su stracasciu è un contenitore in pelle adatto alle launeddas, insomma. Allora, lo spago serve per non far spaccare la canna, perché se io mettessi questo pezzo di canna senza spago si spaccherebbe, quindi serve proprio per tenere la canna ferma. Lo stesso qui sopra, lo stesso ragionamento, e in sammancosedda. C'è un'altra parte delle launeddas che serve a unire sudumbu e sammancosa, formando sagrova. Le due canne, tumbu e mancosa, sono legate assieme per comodità. Un aspetto fondamentale dello strumento è che si suona con la respirazione circolare, quindi lo strumento non smette mai di suonare con questa tecnica. Vi faccio un esempio. Per effettuare la respirazione circolare bisogna gonfiare le guance in modo da avere una riserva quando dovrò inspirare. Quindi quando io devo inspirare devo avere le guance gonfie in modo da avere una riserva che mi consenta di soffiare durante l'inspirazione. Quindi
e allo stesso momento ricaricare. Un modo efficace per capire come funziona la respirazione circolare è gonfiare le guance in modo che non esca aria, inspirare ed espirare normalmente. Questo esercizio vi aiuterà moltissimo a capire come funziona la respirazione circolare. Il secondo esercizio si fa con un bicchiere d'acqua e una cannuccia. Praticamente con la cannuccia permette alle guance di sgonfiarsi, insomma, perché io soffiando sto sgonfiando le guance. Quindi automaticamente sono obbligato a inspirare e ricaricare le guance. L'intento è far uscire le bolle di continuo, insomma. Quindi questo esercizio risulta un po' più difficile del primo perché sta uscendo aria, insomma, quindi devo ricaricare più velocemente le guance. La famiglia delle launeddas è vasta, esistono vari tipi di strumento con diversa estensione musicale. Questo ad esempio è un viorasio, ma esiste sunte organo, sa mediana pipia, cispinello, sa viuda. Ognuno di questi strumenti, quindi fiorasio, punti organo, eccetera eccetera, possono essere costruiti praticamente in qualsiasi tonalità, ovviamente nella possibilità umana, insomma, di acchiappare lo strumento e di suonare l'ancia, perché più è grave il suono e la tonalità, più bisogna fare una struttura grande e un'ancia più lunga. Allora, la funzione delle launeddas è soprattutto religiosa e civile. Infatti si usano soprattutto per processioni, per suonare durante le funzioni religiose e soprattutto per il ballo tradizionale. Quindi le launeddas sono uno strumento che viene cercato soprattutto per accompagnare il ballo tradizionale. Sono molto contento di collaborare con l'Accademia della Musica Sarda perché può essere un vantaggio soprattutto per chi è fuori dalla Sardegna, quindi l'unico modo per apprendere qualcosa sulle launeddas e non diventa insomma una possibilità